40 alberghi hanno riaperto i battenti per ospitare 6.000 persone dell'entourage del Circo Bianco. In centro gli abitué, i turisti mordi e fuggi. A Cortina, il giorno della vigilia della cerimonia d'apertura dei mondiali di sci, nonostante il cielo grigio, le nubi basse, si respira una bella energia. In paese c'è quell'aria tipo Capodanno, il pomeriggio prima della notte di Capodanno. Lo spirito insomma, è quello dello sport che ci farà passare dei bellissimi momenti. L'atmosfera è molto diversa rispetto agli anni precedenti, però si spera di tornare a breve, alla normalità. Da Oderzo. Purtroppo oggi dobbiamo tornare a casa, però... Non vi siete voluti perdere, come dire, l'atmosfera della vigilia? Esatto, sì, siamo venuti a fare una passeggiata, un giro per il centro. Sì. Come trova Cortina? Beh, devo dire che persone ce ne sono comunque parecchie, ovviamente se non ci fosse stato il Covid sarebbero state molte di più. Il conto alla rovescia oramai è quasi arrivato alla fine qui a Cortina e l'adrenalina sta salendo, lo si vede dall'entusiasmo in Corso Italia. Alle mie spalle Corti, la mascotte dei mondiali 2021, un mondiale anomalo, il primo evento internazionale senza pubblico, ma dobbiamo dire che invece a Cortina c'è moltissima gente nello struscio più famoso, più conosciuto d'Italia. Ci siamo veramente preparati al meglio, poi abbiamo fatto squadra, devo dire che tutti hanno collaborato e lavorato per un obiettivo comune che è quello di portare a casa un grande evento. C'è l'amarezza per l'assenza di pubblico, lo ribadisce il primo cittadino, lo dicono gli ospiti con una punta di amarezza. Respiriamo l'aria dei mondiali, sì. Com'è questa Cortina? Cortina è abbastanza efficiente in tutto, mi sembra di vedere, per quello. Quello che latita è il contatto con i mondiali, appunto, che ci viene negato, ma il contatto ci sarebbe potuto stare in qualche maniera, invece proprio bloccano addirittura le strade di accesso, cioè, è proprio non si vede niente. Ci godiamo certamente i campionati, peccato che il pubblico non possa andare sulla discesa, per me è un grande dolore, perché sono stata una grande sciatrice, quindi la Tofana allargata me la volevo godere da vicino. L'atmosfera è di festa, il via alle gare lunedì con la combinata alpina e le prime medaglie, uno spettacolo inseguito, atteso e conquistato. Poi sarà già tempo di pensare alle Olimpiadi. Questo fil rouge che collegherà questo evento a quello che poi ci aspetta nei prossimi anni, tanto lavoro ma direi anche tanto interesse non solamente su Cortina ma sull'intero bellunese.